Il 25 aprile è la festa della liberazione. Radio Milano Libera, occupata in quel momento, proclamò che la città era libera. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il coro si è librato nell'aria spontaneo dopo la deposizione delle corone d'alloro in Piazza Indipendenza sulle lapidi dedicate ai partigiani e agli internati caduti. A Treviso, per questa 69esima celebrazione del 25 aprile, non c'è spazio per San Marco o per i boccioli di rosa, tantomeno per le rivalse di tipo indipendentista che in questa giornata aleggiano sulla principale piazza veneziana. Non ci sono altre letture. Stiano molto attenti, perché se per caso dovessero vincere loro e ritornare agli stati nazionali, in 5 minuti la globalizzazione ci spazzerebbe tutti, quindi che stiano quieti e tranquilli. Per Umberto Lorenzoni, presidente dell'ANPI provinciale, classe 1926, il popolo indipendentista è anacronistico, fuori dal tempo moderno. Sono fuori del mondo, fuori del tempo. Quello che siamo non è perché c'è troppa Europa, è perché ce n'è troppo poca Europa. Sì, sono anacronistici, fuori tempo. Poco moderni. Poco moderni, poco che guardano al futuro. A Lorenzoni è stato affidato il discorso ufficiale di chiusura delle celebrazioni e a una giovane studentessa la lettura delle motivazioni della medaglia d'oro al valor militare concessa a Treviso. Distrutta nei suoi edifici, bagnata nelle sue piazze dal sangue di vittime innocenti, lasciò alla storia d'Italia 248 caduti e 144 feriti partigiani.